A Trieste, all'interno dell'Hotel Urban, si è svolta la presentazione ufficiale della 6ª edizione di Miss Topolini. Alla conferenza stampa sono state invitate le Miss Topolini degli anni scorsi. Maria Grazia Grasso, Carlotta Cimadoro e Antonella Giunta, sorridenti e bellissime con le loro fasce di vincitrici, hanno dato un tocco di eleganza e naturalmente di bellezza alla presentazione del concorso, presentando con l'occasione anche le nuove t-shirt firmate Miss Topolini ed offerte da Tally Vile. La conferenza stampa è stata presentata da Nicole Brusaferro. Sono intervenuti l'assessore allo sviluppo economico e turismo Paolo Rovis, il direttore del centro commerciale Torri d'Europa Angelo La Rocca, il direttore del Piccolo Fabio Zebochin, Cristiano Giannopulo per l'organizzazione del concorso e non poteva mancare naturalmente anche Silvia Bernazza, titolare dell'agenzia di moda ed eventi Be Nice. Presente anche Paris Lippi, vice sindaco di Trieste e assessore allo sport. L'edizione di quest'anno si apre con una novità importante. Da quest'anno infatti il concorso si sdoppia e apre ai ragazzi, gli aspiranti Mister Topolini. Come per le Miss, anche per loro in palio uno scooter offerto da Baroncelli.